siamo a Monselice, perciò a tutti voi un nuovo benvenuto e benvenuti anche al Blue Dream Hotel che ci ospita per questa serata. Benvenuti! Io sono Cinzia Sguotti, per chi non mi conosce, e voglio ringraziare innanzitutto gli organi di informazione, i fotografi e tutti coloro che sono qui con noi questa sera perché ci hanno supportato e ci continuano a supportare in questo evento che è molto particolare e di cui io sono orgogliosa di farne parte. Ne faccio parte da qualche mese per il concorso di Miss Chirurgia Estetica e averlo portato qui nella mia città per me è davvero un piacere. Beh, questa sera avrete capito che non sono da sola sul palco, ma voglio che voi accogliate con un applauso colui che l'ha ideato ben 6 anni fa e colui che è anche l'ideatore di un altro concorso che si chiama Miss Over International. Signore e signori, l'applauso per Elio Pari. Facciamo un applauso a Monselice che certo, grazie al Blue Dream e a tutto lo staff. Cosa si aspettano qui stasera? E chi lo sa? Non atterrano i marziani? No, diciamo assolutamente subito, no, assolutamente no. Ci sono delle aspettative, no, le aspettative, ci sono delle curiosità. Bene, stasera siamo alla 6ª edizione. Raccontiamo questa che è la storia della chirurgia estetica che cambia. Lo facciamo attraverso donne normalissime, donne che si sono maggiorate, donne che hanno anche oltre 60 anni di vita, che ci racconteranno la loro storia e del perché magari si sono veramente tagliate la pancia per dimagrire. Questo è quello che vi abbiamo portato qua. Non atterreranno marziani, non ci sono clown da vedere su questo palco, ci sono delle storie. Se vi abbiamo deluso ci dispiace, se invece vi aspettavate questo, beh, siamo qui a proporvelo. Certo. Giuria! Allora andiamo a presentare la giuria. Sono con noi e voteranno questa sera il dottor Massimo Re da Milano, chirurgo plastico. Gioca in casa il professor Enzo Biasiato, chirurgo. E dopo ancora abbiamo il dottor Stefano Duodeci per Padova e Vicenza, chirurgo plastico estetico. Abbiamo il dottor Giuseppe Genocchio, chirurgo orale da Brescia. Il dottor Luigi Berter, chirurgo orale da Brescia, e il dottor Marcello Bernucci, medico chirurgo. Allora, loro voteranno questa sera. Sì, loro voteranno con il punteggio da 5 a 10. Certo, palese. L'apertura della sfilata è proposta da 2 bellissime vincitrici. Sono Samantha Squini, la Miss Chirurgia Estetica di quest'anno, del 2013, e Sabrina Cermaria, la Miss Chirurgia Estetica di 2 anni fa. Benvenuta Samantha. Glielo facciamo un bel applauso. E vogliamo presentarvi anche la vincitrice assoluta dell'anno 2011, è con noi Sabrina Cermaria. Una bianca e una nera, Prego. Vediamo come sono rifatte. Sì, allora io lo chiedo alla Samantha. Vieni. Vado, Samantha, allora. Che cosa hai rifatto e se vuoi dirci anche il perché? Sì. Ho rifatto il naso 4 volte perché ho fatto i turbinati, mi hanno rotto il naso per errore medico, ahimè, e quindi ho subito 4 interventi chirurgici. Possiamo dire anche la tua età, Samantha? 40. Divinamente portati, Senti, se posso farti anche un'altra domanda, Samantha, visto che sei colei che apre questa nostra serata. Com'è stata? Cioè, tu hai deciso di fare l'intervento ovviamente per un motivo di salute, passami questo termine, ecco, ma se tu dovessi parlare con un'altra persona che dovrebbe essere sottoposta a un intervento come il tuo, che cosa gli diresti, che cosa gli consiglieresti? Di fare attenzione, di pensarci 2 volte e di rivolgersi a dei chirurghi competenti. È essenziale, importante, anche perché sono interventi dolorosi, quindi bisogna fare molta attenzione. Bene. Di qua invece ho la super campionessa di passaggi televisivi, Sabrina Cermaria, perché tu hai fatto nel 2011 tantissima televisione. Sì, siamo andati a Porta, siamo andati a Canale 5, Italia 1, Rai 2, Rai 3. Siamo stati molto in giro. Sì, ci siamo divertiti ed è stata una bella esperienza in tutti i sensi. Il tuo intervento di chirurgia estetica? Ho vinto il concorso di Miss Chirurgia grazie a un intervento di rinoplastica, in quanto ho avuto un incidente e ho dovuto fare il naso
e mi ha fatto vincere. Sono stata molto contenta. Bene, chi è? La concorrente numero 1 si chiama Elena Gitanova ed è di Novara e adesso la vediamo in passerella, poi ricordiamo anche i nostri giurati come devono votare. Eccola qua, l'applauso, fatelo fortissimo. Fatelo forte. Forte, forte. Elena Gitanova. Che è nata il 6 gennaio 1994. Ne abbiamo quanta, a livello numerico ne abbiamo quante una squadra di calcio, Sì, Perciò è esatta, proprio davvero. noi non ne abbiamo venduta una, ne abbiamo avute quattro. Eccole qua. Abbiamo fatto come il Milan che oggi Fermati ha qui venduto con Balotelli. noi, ecco. Allora, io direi Vieni. di fare questa... Ferma, ecco, girarsi please. Direi di fare questa mini intervista, se la vuoi far tu, Cinzia. Certo, velocissimamente, allora, perché Elena. poi la votiamo la prima volta vestita, poi Certo. dopo verso mezzanotte la votiamo svestita. Allora, Elena, vuoi raccontarci un po' di te e che intervento hai fatto e perché? Sì. Allora, io ho fatto la liposuzione addominale perché per seguire il mio sogno che io vorrei diventare un hostess di volo, perciò i miei parametri non mi permettevano di entrare nella scuola e fare il corso. Perciò io ho deciso di fare questo cambiamento e anche per sentirmi più sicura. Marianna Mazzeo, concorrente numero 2 dalla provincia di Udine. Marianna tutta panna, vieni qua. Prego. Posso baciarle la mano? Allora, lei arriva da? Arrivo da Vamo, in provincia di Udine. Bene, lei è del 1988 e ha già fatto tanto. Allora, Eva Carrieri da Bologna porta il numero 3. io vorrei scrivere completamente tutta rifatta, è vero che mi avete detto? Sì, è vero. Lei mi ha detto, io mi sono completamente una rifatta, chiamo da Bologna, se mi vuole vengo con lei a Monselice, però mi sono rifatta tutta. Ha detto, ma noi è anche quello che cerchiamo, vai Cinzia. Certo, vai. allora raccontaci qualche cosa di te, Eva. Intanto buonasera a tutti e grazie per essere qui. Quest'anno io vorrei un attimino cambiare regime e raccontarvi esattamente quello che ho fatto. Io ho fatto 22 interventi, 3 rinoplastiche, 2 ortoplastiche additive, 1 otoplastica, mentoplastico, ho fatto un lifting verticale di viso e collo. Perché ho fatto tutto questo? Ho fatto tutto questo perché io ho cambiato sesso, io nasco come uomo e oggi sono la donna che vedete, fiera di quello che ho fatto, con tanti sacrifici, ma sempre a testa alta. Grazie. Grazie a te perché questa è una testimonianza davvero importante, Eva. Senti, che cosa vorresti dire tu alle persone che magari, perché no, non hanno il coraggio oppure hanno difficoltà a realizzarsi per come vorrebbero essere? Diciamo che più che a loro io lo vorrei dire alle famiglie di stare vicino alle persone, alle donne come me, perché abbiamo tanto bisogno di affetto, di amore e di qualche incentivo più a livello lavorativo e sociale, che non fa male. Eva Grazie, ha Eva, una straordinaria semplicità nel raccontare la vita, no? Perché questo è un raccontare la vita. E hai una straordinaria semplicità nel comunicare cose che per altri possono sembrare abnormi, mentre per te sono straordinariamente semplici. E questo veramente ti va dato atto. Complimenti. Certo. Ci andiamo avanti con la concorrente numero 4, si chiama Sofia Meyer, arriva da Bologna anche lei, è nata il 6 febbraio 76. Ho detto vedremo di tutto, vedremo persone, vedremo come è cambiato il mondo. Il mondo dell'estetica. Oh, di cui tu fai parte? Certo, vado vieni pure lì. vicino a me. Io vengo dalla città di Federico Fellini, sai chi è Federico Fellini? Lei cosa dice? Non lo so, io lo chiedo sempre per... amo Anita, Io lo... quindi- Ecco, ma non ho la fontana, neanche la piscina, lei ho potrebbe una semplice fare- vasca da lei però potrebbe fare nel 2014 o nel 2015 una rivisitazione di Amarcord, perché lei Magari. sarebbe perfetta per fare quel personaggio mitico che è la Ma si ricorda tabaccaia. anche, no, anche Boccaccio 70. Anche Boccaccio 70, tranquillamente. più in là, Io sono se neanche vecchio, va bene. io sono vecchio, per quello mi ricordo. È vecchio lui, è vecchio. Allora, Complimenti.
anziano. Vintage. Vintage, sono vintage. Vintage, ecco Elio, abbiamo trovato un nuovo termine per te, ti chiamo anch'io così. Allora dai, raccontaci qualcosa di te. Allora io mi sono innamorata di un gommista e me l'ha pompate, quindi È anche una simpatia straordinaria la nostra Sofia. no, perché io sento, con tutto rispetto di queste due bellissime fanciulle, molte mie amiche dicono ah, io ho fatto un incidente e mi sono rifatta dico io ho fatto un incidente e mi sono fatta Ma come le Non gestisce? più Ma come le gestisce quando dorme? di lato, poi me Di le lato. tiene lui, quindi così. Non ci Ma sono no, problemi. lui fa il bambino, si mette No, in mezzo e lui dorme. fa tutto. No, questo... Tranne cucinare, fa tutto. questi sono problemi anatomicamente vostri, No, dico, no, però... No, No, comunque voglio dire, io sono felicissima di stare qui, quindi vi ringrazio noi ringraziamo lei. per due motivi. Vi rubo giusto un secondo. Io ero 50 kg in più, quindi si fa fatica a perdere, a tornare. Io appartengo insomma ai periodi dei ragazzi che facevano animazione, ero bellissima magra, poi si arriva un momento, disfunzione ormonale, altri problemi, tiroide, copre, si diventa così. Quindi a chi succede questo non disperate, perché sacrificio prima o poi ripaga. E sono anche qui per il secondo motivo, perché ci sono molti chirurghi che si spacciano per professionisti, non lo sono e rovinano. Miei cari miei, aprite bene gli occhi, e io so che questa sera lei ha voluto dei veri professionisti, quindi io sono qui anche per conoscerli e quindi ringrazio, perché insomma qui c'è ancora da via, però non deprimetevi mai, perché ringraziando Dio ci sono quelli veri, basta cercarli. Bene, Possiamo dire la sua età che non l'abbiamo detta? 38. Ok, Grazie a te, Sofì, grazie Sofia. Sono straordinariamente sincere, bellissimo, vero? E siamo giunti alla nostra concorrente numero 5, Erika Fiozzo. Vi dicevo che non avreste visto dei marziani, questa è la verità, vedete persone sì. normali che in fin dei conti raccontano delle storie, ognuna di loro ha una storia diversa, ognuno di loro ha un entroterra anche culturale diverso, ognuna di loro si è avvicinata alla chirurgia estetica. Vai. Mi dà una mano? Guardi, mi sembra un po'... Ci siamo? Vai. Un giretto, Ecco qua, un altro giretto. altro. Le gira la testa adesso? Però ieri mi ha confermato che le girava un po' la testa nel venire a fare una cosa del genere perché non l'aveva mai fatta. No, assolutamente no. Ci siamo sentiti per te. È la prima volta, certo. Si diverte? Certo, ci siamo divertiti tantissimo e poi veramente dietro ci sono tante amiche, veramente ho trovato tante amiche, non c'è competizione. Bene, questo è importante. Allora, Erika che fa la giornalista sognerebbe di fare l'inviata. Sì, reporter. Telereporter? Mamma, No, no. cerca del fidanzato? Ho 4 cani, 4 gatte, un coniglietto, sono a posto. Più che Meglio sufficiente. del fidanzato. Giriamoci, l'intervento di chirurgia estetica è... Rinoplastica. Se vogliamo essere più Rinosettoplastica, se vogliamo essere più precisi. Fatto, Che no? Che cosa ha cosa fatto? Si serve? chiama Olga Ivanova, è nata nel 74 e arriva dalla provincia di Bergamo. Olga. Prego, anche la nostra bella Olga che porta il numero 6. È arduo il vostro compito stasera, vero? Quello che che mi fa restare un po' è che guardavo le province di queste signore arrivano da ogni parte d'Italia. Sì. Non c'è una padovana. No, E non pensare c'è. che a Misovara abbiamo tante padovane, eccetera. Guarda... Tutte, no, ma lo dico io, tutte rifatte, perché io sarà che sono un po' rincoglionito a 56 anni, ma le vedo quando Sei sono rifatte, vintage. no? Sono vintage, sono diciamo rincoglionito. Però, una padovana o due poteva venire qua, Vai. la prossima volta. Vai. Vieni un pochino più avanti, allora anche tu vieni. Vai. Raccontaci qualcosa di te e anche l'intervento appunto che hai fatto. Che cos'è e che cosa è servito? Allora, io mi chiamo Olga, arrivo da Bergamo, sono la mamma di 2 bimbi piccoli, ho fatto l'acido glicolico al viso che ti fa esfoliazione dell'estratto superficie della pelle, aiuta chi ha problemi di pigmentazione, iperpigmentazione o chi ha problemi di acne o chi magari ha avuto varicella allora... Per cui facciamo una bella pelle con l'acido glicolico, è vero? In effetti si vede. Senti, consiglieresti questo intervento? Assolutamente sì. Bene,
Vai. Andiamo? Vieni. A Olga Ivanova da Bergamo. Anche la nostra bellissima Olga finisce Allora. la sua passerella. La prima passerella, La prima, La sì, prima, perché il primo voto. poi quando i bambini... Concorrente numero 7, una mastoplastica additiva, arriva da Milano, si chiama Banca Bianca Bejan, me lo confermo. Bejan. Guardate come sono diverse le storie che queste ragazze ci raccontano. Abbiamo visto prima la mamma, normalissima mamma, normalissimo intervento. Abbiamo visto la maggiorata. Adesso vediamo questo. È uno splendido abito questo, una splendida idea. Molto, molto bello. Secondo te che intervento ha fatto? Mastoplastica additiva, hai detto. Volevo vedere Andiamo. volevo vedere se era attenta. Vai Cinzia, vai. Vieni, allora Bianca, senti, anche per te ovviamente la domanda consueta, raccontaci qualcosa di te e perché hai fatto questo intervento. Questo intervento l'ho fatto perché non mi piaceva più il mio seno, perché si era svuotato moltissimo. Cosa sarà svuotato? Il mio seno. Ah, l'ha fatto pum! Penso che ho perso un 3-4 kg e è sparito nel nulla, non so dove è andato. E ho deciso di rifarlo perché non mi piaceva più. E poi sei rimasta soddisfatta? Molto, super naturale. Ti immaginavi di diventare così? Te lo aspettavi così? Non mi immaginavo, in realtà, molto. Bene. Ce l'hai fatta? Sì, claro. Bene, da una categoria all'altra, invecchiare un po' con me, si chiama Mary Piscitelli, è nata il 16 novembre 1967. Mary. L'applauso anche per la nostra Mary che porta il numero 8. Mary Piscitelli da Novara. È una delle aspiranti anche al titolo di Miss Over oltre che di Miss Chirurgia Estetica. Ecco, perciò la ritroveremo ad ottobre. Sì, no, allora, non so se lo vuol dire, ma qualche anno fa fece scandalo perché? Vaginoplastica. Ci vuole applausi, non ti vuoti, va? Le zanzare vi hanno pizzicato tutti. Guarda un applauso forte. Silenzio. Ma voi avreste il coraggio qua di venire a dire vaginoplastica? Io lo domando, no? Per me sono pochi quelli che avrebbero il coraggio di venirlo a dire. Eppure lei l'ha detto tante volte perché chi immagina che la vaginoplastica sia come rifarsi le orecchie, non è così, no? Allora, quando una donna ha molti figli, può essere anche che ci sia un determinato tipo di deterioramento naturale, fisico. E allora che succede? Succede che fai un piccolo intervento, un piccolo ritocchino alla vaginoplastica. È stato un intervento abbastanza pesante, abbastanza forte, però io l'ho fatto perché quando ho avuto mia figlia praticamente nell'intervento mi hanno lacerato molto e di conseguenza mi provocava anche dolori sia quando facevo palestra, quando andavo al mare, quando facevo ciclismo, sono molto sportiva e quindi per problemi di salute ho dovuto fare questo piccolo ritocco, non c'è nulla di male, credo, no? Senti, poi la mastoplastica additiva è stato successivo alla vaginoplastica. Sì, la mastoplastica l'ho fatto perché io avevo un seno piccolissimo, avevo una taglia zero completamente, quindi non mi sentivo bene come stessa, non mi sentivo donna. Quindi ho deciso di farlo in modo che adesso ho un bel seno, mi sento realizzata, sto bene come stessa e mi sento finalmente donna. Bene. Grazie a Mary, grazie. E lei è Mary Piscitelli da Novara e porta il numero 8. Allora, la prossima concorrente arriva dalla provincia di Piacenza, è emiliana, si chiama Carla Riva, è nata il 21 luglio 1962. Carla Riva. Hanno le carte in regola per diventare... Miss Chirurgia Estetica sì, Bene le storie anche. sì, molto varie. Eccola qui che ci raggiunge la nostra concorrente, la nostra Carla Riva, biondissima. Allora Carla, anche per te una piccola così descrizione e che cosa hai fatto ovviamente? La mastoplastica al seno. Quanto tempo fa? 8 anni fa. Perché l'hai fatta, si può dire? Perché era piccolo. Per cui volevi una taglia in più, ok? E come ti sei trovata? Com'è stato il tuo dopo? Benissimo.
Sei stata soddisfatta? Molto. Molto. Bene. La donna che arriva adesso, arriva da Imperia, dalla Liguria, si chiama Yolanda Maggio, si è rifatta il seno, ma è una di quelle che il lupo veramente lo mangia in un sol boccone. Eccola qua la nostra Yolanda Maggio. Lei è la nonna dell'anno, tra l'altro. Miss Overissima nasce 23 anni fa dentro Miss Over per accontentare tutte le signore che avevano compiuto 60 anni. La nonna Yolanda, addirittura 59 era inizialmente, nonna Yolanda che arriva da Imperia, ci ha dato la sua disponibilità lo scorso anno a voler essere tra le 50 finaliste del concorso. Venga qua, non Perché ti scappi scappi? via. E ce l'ha fatta, eh? Ce l'ho fatta. Poi, dopo essersi tolta la soddisfazione di diventare nonna dell'anno, si è pure rifatta il trucco dell'anno. Sì, mi sono fatta il trucco perché l'età magari un aiutino ci vuole ogni tanto. Ma lei crede nell'amore eterno, crede nella beatificazione del sesso, crede... In cosa crede? Ma io credo che se uno si sente giovane dentro ha anche un po' il diritto e la voglia di essere giovane fuori. E se a una certa età magari c'è bisogno di un ritocchino, un qualche cosa che ti fa sentire meglio davanti allo specchio, è giusto farlo. Posso chiedere se è fidanzata? No, io sono sposata. Chiedo scusa. Di 30 anni. Complimenti. Grazie. Arriva da Complimenti Imperia, davvero. Arrivo da Imperia. Adesso Cinzia, lei secondo me ha operato in maniera perfetta, décolleté, quindi possiamo Però, già dare una valutazione vediamo, attraverso i medici. vediamo. Era il 20-24 luglio, era un caldo infernale, 40 gradi, facevamo Miss Over lì, non c'era nessuno su quel piazzale, c'era solo questa donna vestita in rosa, con un abito larghissimo, erano le 20:30 di sera, noi andavamo a montare i nostri sponsor e lei era già lì, caldissimo, sudava, ma lei era già lì pronta ad aspettare le 22 che aprissero i cancelli per fare Miss Over. È sopravvissuta a quelle serate, poi è andata in clinica, si è tagliata via mezza panza perché ha deciso di dimagrire, ama la vita in tutte le sue forme, perché oggi è partita da Lecco dopo aver assistito un anziano alle 15:50, è arrivata qui a Monselice facendosi 400 km. Vorrei che accoglieste con un bel applauso questa settantenne d'Italia, Anna Salierno. Straordinaria, veramente una storia straordinaria. Ecco, quando si parla di bellezza senza età, quando si parla di chirurgia estetica, quando si parla di tutto, lei è veramente tutto. Lei è il prototipo della nonna ideale. Ma poi Elio hai detto ama la vita. Sì, no, lei ama la vita. Erano più coglioni nata, ma ama la vita. È fantastica. Venga, la posso accogliere con un baciamano? Tutta bianca, Mamma mia, si giri. Anna, buonasera. Lei è bianca come la neve che non cade in questo periodo, anche se è caduta fino a domenica scorsa. Lei è pura come le montagne che stanno qui sopra, che dovrebbero essere senza neve, ma qui nevica sempre. Purtroppo sì, però accettiamo anche la neve. Lei è bellissima come sempre. E che intervento chirurgico ha fatto? L'ipectomia sottocutanea. È un po' difficile per lei che è ignorante in materia. No, io sono... Dottor Re, cos'è questa roba? Anna. Mi togliono un po' di pelle dall'addome. Un po' di panza? Sì. Di pelle con le sottocute. Praticamente lei è stata aspirata come il maialino Jimmy? No, solo che ero strumentista di salopratoria. Chi? Lei o il maialino Jimmy? E il prof mi diceva, Salierno, si fa più alla svelta, scavalcati che girarti in giro. Perché era molto grassa? Ero 130 kg. Mamma mia. Adesso mi sento una pinappa, la soglia di 70 anni. Amo la vita e dico donne, venite in pedana, che bello essere regine per una notte. Voi sapete, no? Adesso ultimamente si parla per curriculum, no? Si parla per numeri. Conti, ad esempio, va in nazionale perché ha vinto 3 campionati. Lei dovrebbe andare in nazionale perché ha fatto fuori 3 mariti, no? Però, no, veramente, un marito e 2 fidanzati. Certo. Perciò ha le stesse probabilità di Conte di finire da vecchio e farsi un bel contratto con la Puma che lo integra. Non è finita qua, signor Pari, che c'è più tempo. Ha fatto fuori un quarto di... Farò fuori ancora. C'è più tempo che vita, è vero? Allora, Anna lei... è fantastica. Posso dire il mio motto? Ha un morto? Ha un motto. Personale. Sentirsi giovani a 100 anni, vecchi a 20. Questo è l'esempio. Venga qui. Grande Anna. Potrebbe tranquillamente fare uno show in televisione, Grazie Anna, grazie per essere con noi, grazie. Le abbiamo viste tutte? Sì. Lo zoo è al completo? Sì.
11, abbiamo detto la squadra. Chi si aspettava stasera che atterrassero i marziani? Eccoli qua i marziani! Sono le nostre belle marziane rifatte! Arrivano dal pianeta della cosmesi e della chirurgia estetica, atterrano a Monselice. Pensa un po'. In questo Handless Summer. Meravigliose. Mi dia la mamma, eccola qui, complimenti ancora Elena. un altro giro, ancora un altro giro. Madonna, questo si ribalta. Vabbè, abbiamo visto Elena Scianova. Grazie. Io ho già freddo, figurati loro. Bello questo pezzo, lo lasciamo anche per la seconda concorrente. Pompiamolo di più quando arriva Marianna Mazzeo. Concorrente numero 2, da Grande applauso, sono nude per voi. Classe 1988 per la nostra Marianna. Marianna che ci ha dichiarato umilmente di aver fatto solo un piccolo film con Richard Gere, no? Cosucce. Pubblicità con Richard Gere. Cosucce. Ma era bello come me, brizzolato così. Tu sei vintage. Ancora un altro giro? Venga qua, Mazzeo, non avete paura. Gira? Mi sembra che non sono in bambini, no? Però va bene, Marianna Mazzeo, grazie. Vai! Coloratissima, un sorriso strepitoso. Andiamo potenza! Monselice Rai, applaudi Eva Carrieri, concorrente numero 3. Classe 1980 per la nostra Eva. Da Bologna mi sono rifatta praticamente tutta. Eva Carrieri da Bologna, 25 febbraio 1980. Grazie Eva, grazie anche per la testimonianza. Certo, grazie. 1, 2, 3. Concorrente numero 4, la nostra Sofia Meiel da Bologna, 6 febbraio 1976. Monselice, finale nazionale, sesta edizione, Miss Chirurgia Estetica. Eccola, la nostra Ecco l'esuberante Sofia. Il giro, fai fare il giro anche lei, se no è per condicio. Ecco. Oh là, così mi piace. Ancora un altro giro? Un altro? No. Uguali, Magari ok. casca giù il vestito, ma... Sì, grazie a Sofia Meia. Grazie Sofia. E noi andiamo avanti con la concorrente numero 5 dalla provincia di Venezia, Erika Chiozzo, 26-12-74. Erika che si è rifatta il nasino. Erika sta arrivando su questo palco. E voilà, i due girini anche a lei, sì. Ok, meravigliose. No, veramente meravigliose. Meravigliose. Come le macchine Donne fuori. motori, Elio, Donne motori. Complimenti, Grazie a Erika Chiozzo. Complimenti. Concorrente numero 6. Olga Ivanova, dalla provincia di Bergamo, 9 giugno 1974, l'applauso per Olga. In questo giro Eccola. d'Italia della bellezza chirurgicamente rifatta. 1, 2, 3 e ci siamo. Acido Gira. glicolico, vero? Sì. Ok. Il numero 7 arriva da Milano, si chiama Bianca Bejan, mastoplastica additiva, 6 febbraio 1974. Vai. Bianca Bejan, concorrente numero 7.
C'è un fermento di foto, Elio, qui di giornalisti. È veramente una bellissima serata. Eccola. 1, 2, 3. Vai, il doppio giro. Bianca. Mastoplastica. Grazie Bianca. Grazie, sì. Concorrente numero 8. Arriva dalla provincia di Novara, è nata il 16 novembre 1967, Mary Piscitelli. Verde Speranza. Eh sì, che non è mai abbastanza, Elio. Ce ne vuole tanta. La nostra Mary. Poi mi pare di aver capito che lei piazza il verde, eh? Lei ha una grande speranza, quella di vivere bene in salute. E quella ce l'abbiamo tutti però, Elio. Allora, Prego, doppio triplo Mary. giro, mamma mia, ancora un altro giro. Eccoci qua. Grazie a Mary Piscitelli. Andiamo avanti con la concorrente numero 9 da Piacenza, Carla Riva, 21 luglio 1962. Che fisico, ragazzi! Sì, Carla. Avevi ragione. È uno dei fisici più belli dal punto Mamma di vista mia. rapporto età, qualità del mantenimento del fisico. Certo. Invidiabile. E qua sei incappato. Grazie a Carla Riva. Complimenti. Le nonne. Eh sì, e cominciamo dalla concorrente che porta il numero 10. Lei è di Imperia, Yolanda Maggio. È nata il 6 giugno, 1951. Yolanda. Si è rifatta il decollete. E 3? C'era una domanda interessante che le è stata posta fuori. È vero che fa topless, ho sentito? No, mi ha detto lui, mi ha suggerito di venire in topless. Mi ha suggerito. Il prossimo? Il prossimo anno. Ok. Per cui è una promessa, eh? Grazie a nonna Grazie. Yolanda Maggio. E l'ultima nonna della contrada di questa sera arriva da Lecco, dalla provincia di Lecco, da Malgrate esattamente. 9 maggio 1948, Anna Salierno. La nostra Miss Anna. Anna, la dolce Anna. Eccola. Eccola di qua. Concorrente numero 1, Elena Gidanova. Andiamo in passerella e poi ci posizioniamo. Concorrente numero 2, Marianna Mazzeo. Numero 3, Eva Carrieri. Numero 4, Sofia Meiel. Numero 5, Erika Tiozzo. Numero 6, Olga Ivanova. Numero 7, Bianca Bejan. Numero 8, Mary Piscitelli. Numero 9, Carla Riva. Numero 10, Yolanda Maggio. Numero 11, Anna Salierno. Continuate il vostro applauso, che è bellissimo sentirvi. Ed è Miss Simpatia, la concorrente che porta il nome di Marianna Mazzeo. Di qua. Numero 1. Ok. Avvicinatevi per la foto di rito. È Miss Sprint, la concorrente che porta il nome di Mary Piscitelli. Mary. Chi ha più sprint di Mary? Lei. Solo lei. Indubbiamente. No. Anche questa è rovescia. Porta sfiga rovescia. Da quella parte. Mary, tu lo dovresti Stai sapere. giù con le mani tu. Da questa parte. Così. E il braccino quello fuori. E lei è Miss Sprint. Ok. Monselice Corse.
puoi avvicinarti, non mangia, Di solito sì, ma stasera no. Stasera no. Ci siamo? Ok. Sì, no. Luigi si è fatto insegnare come si dice, vedi, come si fascia, così non sbaglia. È vero. Ed è la concorrente che porta il nome di Elena Joanova. Adesso vediamo se fa giusto però, No, è giusto. Ah, guarda. È venuto impostato. Ecco. Come il chitarrista. Ok. Abbiamo anche il gioiello per la fascia. Questi gioielli sono rigorosamente fatti a mano. Grazie. Bene. Miss New Look for Lab, grazie ancora per il vostro straordinario lavoro di trucco e parrucco, è la concorrente che porta il nome di Erika Tiozzo. Bene. Miss New Look, mettiamo a posto la fascia. Ecco. Vai tu, vado io? No, vai. Vado io? È Miss Sorriso Studio Dottor Luigi Berter, la concorrente che porta il nome di Eva Carrieri. Bacio, abbraccio, certo. Miss Silhouette è la concorrente che porta il nome di Bianca Bejan. Fate la foto. Allora, la concorrente numero 1, Elena Janova, 101 punti. La concorrente numero 2, Marianna Mazzeo, 103 punti. La concorrente numero 3, i punti si sommano ovviamente, certo. Eva Carrieri, 102 punti. La concorrente numero 4, Sofia Meiel, concorrente con 95 punti. La concorrente numero 5, Erika Tiozzo, 108 punti. La concorrente numero 6, Olga Ivanova, 93 punti. La concorrente numero 8, Mary Piscitelli, 103 punti. La concorrente numero 9, Carla Riva, 97 punti. La concorrente numero 10, Yolanda Maggio, 89 punti. La concorrente numero 11, Anna Salierno, 98 punti. Diventa Miss Chirurgia Estetica 2014 la concorrente numero 7, Bianca Bejan, con 111 punti. Miss Chirurgia Estetica 2014 da Milano, Bianca Bejan. Mettiamo la coroncina, questo è un momento che mi piace in modo particolare. Ci siamo? Ok, copriamola. Bene. È storta. È storta la coroncina, la mettiamo dritta, scusate. Vai con l'intervistina diritto, che io poi faccio i saluti diritto. Eccoci qua, e allora la vincitrice assoluta della sesta edizione di Miss Chirurgia Estetica, con l'applauso di questo meraviglioso pubblico e della città di Monselice, Bianca Bejan da Milano. Impressioni così, di primo impatto. Oh, non so che dire. Dici qualcosa, l'emozione? È la prima volta che partecipo a un concorso veramente, quindi sono super emozionata. C'è una persona particolare, una situazione a cui dedichi questa vittoria? No, la natura. C'è Bella una risposta. cosa importante da dire, che tutti i punteggi sono stati rimatti, praticamente un po' come successe con voi lo scorso anno, dalla prima alla seconda sono 3 punti. 3 punti di differenza, per cui pochissimi, davvero. Un augurio a tutte le partecipanti che si sono giocati questa serata insieme a te. Sono simpaticissime tutte, le adoro, mi sono divertita con loro, è un grande ambiente. Bene. Allora, io ringrazio Sabrina Cermaria, Samantha Squini,
tutti gli amici che hanno aderito con noi a questa serata, Monselice che ci ha ospitato, il Blue Dream, Certo, il Blue Dream Hotel. tutti gli amici che hanno scritto di noi, che vorranno scrivere. Il gioco della bellezza della nostra Bianca durerà un anno, come è durato quello di Samantha, eccetera. No, beh, la bellezza tua ti auguro che duri una vita, però con noi durerà un anno e ti auguro di passare quest'anno in salute, perché la cosa importante è che ci teniamo lontano la crisi, la mancanza di soldi, le guerre e la mancanza di salute, poi tutto il resto si mette a posto. Allora, diceva un grande, William Shakespeare, nella vita se non avete mai fatto una piccola follia non potete dire di aver vissuto veramente. Questa è la loro follia, è la follia di Anna, di Sabrina, di tutte queste donne che si mettono in gioco per divertirsi. Un altro grande, Sagan, diceva: la bellezza è un dono che prima o poi va restituito. Provate a dire a loro che devono restituire questo dono. Ciao, Ciao, Monselice, buona estate. ciao a tutti, Ciao. grazie, ciao. Grazie per essere stati con noi, grazie a tutti.